Buongiorno, ben ritrovati con l'appuntamento con ore 13, appuntamento del mercoledì con la CGIL che risponde a tutte le vostre domande. Quest'oggi parleremo di pensioni, pensione anticipata di vecchiaia e quota 100, il titolo della puntata di oggi. Qui con me in studio per affrontare questo argomento che immagino sarà sicuramente caldissimo, con molte telefonate da parte di voi telespettatori. Allora, Lucia Celi del patronato Inca CGIL, sì. Buongiorno, grazie per essere qui con noi, e Stefania Macchion del patronato Inca CGIL, buongiorno anche a lei Stefania, e poi Paolino Barbiero, segretario dello SPCGIL di Treviso. Buongiorno, grazie per essere venuti. Allora, pensioni di vecchiaia anticipata e quota 100, direi di cominciare subito a parlare di quota 100 perché è notizia proprio di queste ore con la nuova legge di bilancio alla quale proprio all'alba il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera, salvo intese, e sul fronte pensionistico la notizia è che quota 100 resta così com'è, almeno a quanto pare. Saltano le ipotesi quindi di rimodulazione delle uscite dei pensionamenti anticipati con almeno 62 anni di età e 38 di contributi, che erano state ventilate appunto nelle ultime settimane. Allora facciamo un attimo il punto. Stefania Macchion, com'è al momento la situazione per quanto riguarda quota 100? Allora, i requisiti per l'accesso alla pensione con quota 100 sono i 62 anni di età, almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi, di cui 35 di effettivo lavoro. Questo significa che non vengono considerati utili a questo proposito nei 35 disoccupazione e malattia, quindi occorre verificare che nell'estratto conto questi periodi siano effettivamente coperti, i 35 anni ci siano effettivamente. L'uscita è ovviamente a decorrenza, la decorrenza della pensione è a maturazione del requisito o d'età o di contribuzione i 3 mesi successivi, quindi occorre verificare la data della maturazione dei requisiti, calcolare i 3 mesi di finestra che ad oggi sono confermati e quindi il 4º mese si ha l'accesso alla pensione quota 100. Non è vero che ci sono penalizzazioni, perché in realtà, come si ventilava all'inizio della legge, ci sarebbero dovute essere delle penalizzazioni, in realtà non ci sono, perché il calcolo che viene applicato alla pensione è esattamente quello che spetta al pensionato sostanzialmente. Al momento in cui va in pensione, in base quindi ai contributi che ha versato. Esatto, quindi se è una pensione retributiva sarà retributiva, se è mista sarà mista, se sarà contributiva o retributiva, quindi prenderà esattamente il calcolo che è proprio di quella persona. Insomma, quindi che ovviamente è inferiore se certo, lui dovesse continuare a lavorare, naturalmente, perché esatto, andrà a versare di più. Non si tratta di penalizzazione, ma si tratta di calcolo, quindi ci saranno 4 anni ad oggi di differenza per un uomo, per esempio l'uscita a 38 anni piuttosto che a 42 e 10 più 3, quindi ci saranno diversi anni di contribuzione in meno, quindi andranno a creare un montante contributivo diverso, quindi la pensione sarà più bassa, ma non per penalizzazioni di legge, semplicemente perché c'è una maturazione di requisiti, di contribuzione diversa. Quindi insomma di fatto ad oggi rimane invariata la situazione, non dovrebbero esserci cambiamenti, non dovrebbero, vero Barbiero? Voi siete un po' dubbiosi su questo. Non dovrebbero perché non è giusto farlo. Però dobbiamo sempre prestare attenzione che sulla discussione delle cose che stanno facendo a Roma rispetto alla finanziaria, per essere certi bisogna aspettare il 31 dicembre. Però io volevo riprendere il ragionamento che è stato fatto con 2 dati fondamentali che sono importanti, perché poi chiaramente ogni persona guarda se può avere un beneficio da una norma e va benissimo, però bisogna capire il quadro generale. Il governo precedente ha fatto questa norma e ha calcolato che nei 3 anni di vigenza di questa norma le persone che avrebbero potuto richiedere
il percorso di quota 100 stimate sono state 973.000, quindi molto probabilmente hanno fatto la stima guardando i dati dentro all'INPS delle persone che avevano quei requisiti, però non è che tutti quanti poi sono andati, perché uno dice io il mio lavoro continuo a farlo ancora, non ho situazioni particolari, anche perché se lavoro un po' di anni in più si arricchisce la mia pensione. Bene, nel 2019 erano 300.000 i potenziali che potevano fare richiesta, le domande non inviate, quelle approvate dall'INPS, sono 144.000, meno della metà. La stima a fine dei 3 anni rispetto ai 973.000 è di 341.000, un terzo. Questo lo dico perché i conti che il governo di allora e quello di adesso ha in mano sono stimati su quasi 1 milione di uscite. Siccome ne andranno fuori 350.000, la spesa è inferiore. Quindi noi diciamo, siccome c'è una spesa inferiore, bisogna fare degli accorgimenti con queste minori spese, sempre a favore di chi ha problemi rispetto alla sua pensione. E per esempio quest'anno non c'è più l'APE social e l'APE precoci, perché cessa, mentre noi vorremmo che quella fosse una misura strutturale. Perché? Perché quella interviene su persone che hanno 63 anni e non hanno lavoro, perché un conto è chi lavora e sceglie di andare in pensione e se può ci va, l'altro conto è chi non ha un lavoro e deve aspettare, se ha 63 anni, i 67 e forse 68 per andare in pensione. Quindi paradossalmente chi è più sfortunato perché per qualsiasi ragione ha trovato una soluzione con l'APE social fatta dal governo precedente, se non gli diamo continuità rischia di essere sfortunato ancora a scapito di altri. Quindi c'è un problema di equità nella rimodulazione delle scelte. Poi c'è un altro elemento. Con quota 100 non si è distinto la possibilità tra chi fa lavori più o meno pesanti, più o meno gravosi. L'esempio emblematico: vanno anche i medici a 63 anni, perché poi decidono di stare tranquilli, di non lavorare, perché tra l'altro con quota 100 c'è anche il vincolo che non si possono fare altri lavori a meno che non facciano lavoro in nero, cosa possibile e probabile, tanto è vero che poi nessuno va a controllare, e questo è un altro elemento su cui bisognerebbe fare una riflessione. Ma ci siamo trovati di fronte a medici o dipendenti pubblici che escono e poi, siccome non ci sono, si richiamano quelli in pensione a 70 anni. C'è qualcosa che non funziona. Allora, io capisco che tutti ambiscono ad andare in pensione il prima possibile, ma bisogna anche trovare un equilibrio in cui la riforma della Fornero sia fatta sul serio, perché con quota 100 non c'è nessuna riforma della Fornero, sono state fatte solo delle finestre per poter mandare una certa parte di persone in pensione qualche anno prima. Cioè quei paletti che c'erano con la Fornero continuano ad esserci. Per esempio si parlava prima, e quindi posso anche passare la parola a Lucia che questa cosa la conosce bene, c'è un sistema precedente alla Fornero che permette di andare in pensione in base ai contributi versati a 64 anni invece di aspettare i 70, solo che c'è un vincolo che devi avere un minimo di contributi tali che ti consenta di avere una pensione di un certo tipo. Noi chiediamo di abbassare quella soglia, perché abbassando quella soglia tu favorisci una platea più ampia di persone che sono principalmente donne, che hanno retribuzioni più basse, che sono lavoratori che sono stati precari all'inizio della loro carriera o hanno attività frantumate, pensiamo a quelli che lavorano nell'agroalimentare e quindi sono con contratti non continuativi per tutto l'anno, pensiamo a chi lavora nell'edilizia, cioè tra l'altro situazioni di lavoro anche quelli più gravosi, più pesanti, ed è là che bisogna intervenire. Ecco, a questo proposito allora ci ricolleghiamo al discorso che si faceva all'inizio, pensione anticipata e pensione di vecchiaia, mettendo un attimino in parte quota 100. Che differenza c'è? Quali sono i requisiti e che cosa sono questi due tipi di pensione? Anche per far chiarezza ai nostri telespettatori che ci stanno ascoltando. La pensione di vecchiaia è la pensione che è strettamente legata all'età, cioè io devo avere un minimo di contributi ed esco per età. Mentre la pensione anticipata, l'età che una persona ha è ininfluente, io devo raggiungere un requisito. Adesso mi spiego meglio perché non sono andata nel dettaglio. Se noi parliamo del sistema retributivo o misto, ad oggi le persone devono avere 67 anni di età e 20 anni di contributi minimi, con alcune eccezioni legate ancora alla riforma pensionistica, parliamo del 92 e del 95, in alcuni casi si può andare ancora con i 15 anni, sono casi particolari che però sono tuttora utilizzabili, diciamo, no? Delle deroghe. Okay.
Faccio un esempio, una donna autorizzata o un uomo autorizzato ai versamenti volontari prima del 31/12 del 92 potrà accedere alla pensione ancora con 15 anni di contributi e non 20. E queste sono cose, non occorre aver versato, è sufficiente essere autorizzati. Un'altra norma è per chi ha il precariato lavorativo, cioè persone che per 10 anni della loro attività lavorativa non hanno anni completi, possono andare ancora con i 15 anni. Poi persone che allora, avevano i 15 anni entro il 92 possono ancora andare con i 15 anni. Allora il requisito minimo 15 o 20 anni di contributi e 67 anni di età, mentre la pensione anticipata, dicevo prima, l'età è ininfluente. Le donne ad oggi vanno con 41 anni e 10 mesi di contributi più 3 mesi di finestra, gli uomini hanno un requisito di un anno in più, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi più 3 mesi di finestra. A prescindere dall'età? A prescindere dall'età. A prescindere dall'età. Quello che volevo dire è che si parla tanto, è tolta la riforma Fornero. La riforma Fornero non è stata tolta, è stata diciamo frenata in un qualche modo, ovvero la riforma Fornero, sia il requisito dell'età per la pensione di vecchiaia che il requisito contributivo è legato alla cosiddetta indicizzazione aspettativa di vita, ovvero ogni 2 anni c'è un aumento del requisito. Il governo e quindi diciamo era il famoso discorso che si allontana sì, sempre di più, si rincorre questo requisito. La interrompo solo un secondo Lucia perché abbiamo una telefonata in linea di un nostro telespettatore. Allora, pronto, buongiorno, chi parla? Buongiorno, complimenti per la trasmissione, sono Ernesto, chiamo da Udine. Buongiorno, prego. Buongiorno, senta, vorrei fare una domanda lì. Io sono un dipendente che ho iniziato a lavorare nell'85, 1 marzo 85 regolare. 3 anni fa ho avuto un grave infortunio e mi hanno dovuto licenziare per giusta causa, per problemi legati alla schiena. Ho una grossa invalidità alla schiena del 40% riconosciuto dall'INAIL e l'impresa che lavoravo ha dovuto appunto licenziarmi. Ho fatto 2 anni di NASPI. Sono adesso attualmente iscritto alle fasce protette, però lavoro non riesco a trovare. Ho fatto domanda all'INPS per pagare volontario i contributi che mi mancano perché sennò devo andare in pensione a 60 anni. Quanti anni ha lei? Quanti anni ha? Sono del 68, ho 52 anni a marzo. Ho iniziato a lavorare nell'85, ho 35 anni a marzo, adesso ho 35 anni di versamenti. 2 anni fa mi sono fatto fare un estratto conto dell'INPS e mi dicevano che ho già maturato 816 euro. Adesso gli anni che mi mancano, che li pago volontario perché ho già iniziato a pagare 3 rate, cioè io posso andare in pensione con 43 anni di versamenti o con 41 dal momento che dovrei essere nel precoce, mi spiego, non so se ho reso l'idea. Allora, bravo, molto bravo. Una questione molto intelligente e molto bella. Io quello che volevo dire è che cos'è che ci mette in confusione, che crea tanta insicurezza nelle persone? Che ci sono delle normative che sono strutturali e ci sono delle normative che invece hanno un termine. Esempio, quota 100 aveva un termine triennio 2021, l'APE finisce quest'anno, è stata rinnovata l'anno scorso e poi di anno in anno si vede se ci sono i fondi per rinnovarla. La normativa sui precoci invece è strutturale, allora una persona sa che c'è adesso e ci sarà anche in futuro, perché comunque è una normativa strutturale. Allora, se il signore, dopo è ovvio che dovrà andare a farsi il conteggio e la valutazione, però possiamo dire che certo. Potrebbe benissimo rientrare nei precoci se ha almeno 52 contributi settimanali prima del compimento del 19° anno di età, avendo usufruito di tutta la NASPI, lei può rientrare nella normativa, dovrà raggiungere i 41 anni di contributi. Siccome ha 52 anni, li fa l'anno prossimo, arriverà prima ai 41 anni di contributi rispetto a una eventuale, se rinnovano un'APE sociale, perché ad esempio con l'APE sociale lui i contributi ce li avrebbe già a 63 anni però, sì, anche senza versare. Però siccome l'APE sociale è una forma non strutturale, viene rinnovata di anno in anno, uno non può fare affidamento su questo perché c'è quest'anno e non sappiamo se c'è l'anno prossimo, questo è il problema grosso che ha il signore. Ho capito. Comunque con i 41 sì, entro 2026.
Ho capito, comunque a me conviene pagare ancora 7-8 anni tranquillo e dopo fare un controllo, insomma, al patronato, ecco. Sì, sì, certo. Perfetto, Va bene. perfetto. Grazie mille, complimenti per la trasmissione, grazie mille. Grazie a lei per averci Tanto seguito. per dare anche un'informazione al pubblico, il signore ha fatto una scelta corretta, perché adesso ha aperto e comincia a pagare, mettiamo che tra 2 anni trova un lavoro, lui sospende e lavora gli altri 4 che mancano, ok? Con la posizione aperta, se facciamo il conto che gli mancavano 6 anni, a 52, lui a 58 anni va in pensione con i suoi 48 anni di contributi. 41. Sì, ma di età, se ne ha 52 più 6 fa 58. Quindi va a 58 anni in pensione, diversamente dovrebbe aspettare i 67 che diventeranno 68. Io e il Signore volevo anche consigliare, che sicuramente ci sta ancora seguendo, di essere insistente con il centro per l'impiego, perché i posti di lavoro per i disabili in base a una nuova normativa del 2018 si sono molto ampliati. Il problema qual è? È brutto dire, ma bisogna essere insistenti su queste cose qua, essere veramente caparbi. Anche perché se il signore trova lavoro e mettiamo che gli fanno un contratto a termine anche di 6 mesi, poi ha diritto a altri 3 mesi di disoccupazione. E per lui è un doppio risparmio, perché da un lato ha uno stipendio, la disoccupazione gli dà anche la copertura contributiva e possiamo dire che risparmia anche i soldi di versamenti volontari, che non è indifferente. E tra l'altro sono detraibili i contributi volontari. Sì. Pertanto sì, di tornare di gran carriera al centro per l'impiego, essere insistente, perché di questi tempi si muove parecchio sui lavoratori disabili. Ecco, peraltro si è aperta questa parentesi, no, sui lavoratori disabili, perché anche in quest'ultimo periodo, anche in precedenti trasmissioni, abbiamo ricevuto proprio moltissime richieste di informazioni da parte di invalidi civili che si trovano proprio ad affrontare una problematica ulteriormente perché le imprese complessa. sopra i 35 dipendenti hanno l'obbligo, in percentuale dipendenti che hanno, di avere dei lavoratori disabili. Chiaramente le imprese tentano sempre di dire non abbiamo soluzioni per te, però in questo caso, ha ragione la Lucia, bisogna andare al centro per l'impiego, perché il centro per l'impiego ha tutti i dati delle scoperture delle aziende dove non ci sono appunto gli invalidi e può trovare delle soluzioni che alla fine aiutano, cioè se nei prossimi 6 anni 3 anni li lavora è chiaro, e poi c'è anche la NASPI, invece di avere 6 anni di contributi da pagare ne avrà qualcuno in meno, cioè, tutto serve. Beh, certo. Allora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a tra poco, restate con noi con Ore 13. 5. Ore 13, appuntamento con la CGIL risponde, ben ritrovati, stiamo parlando di pensioni, di anzianità, di vecchiaia, quota 100. Per concludere il discorso che stavamo facendo prima della pubblicità, Lucia Celi, per quanto riguarda appunto gli invalidi e i lavoratori precoci, ci sono degli aspetti importanti da tenere presenti. Dicevamo appunto che ci sono delle forme pensionistiche strutturali, una di quelle strutturali è appunto la normativa sui precoci, che permette di uscire con 41 anni di contributi anziché i 42,10 per gli uomini e 41,10 per le donne. Diciamo che non è sufficiente avere i 41 anni di contributi e le 52 settimane di anzianità assicurativa prima dei 19 anni di età. Bisogna avere anche un terzo requisito. Tra questi requisiti c'è avere un'invalidità civile superiore dal 74% in su. Perciò diciamo che è una forma pensionistica interessante, importante, perché va a aiutare magari persone che o fanno lavori particolarmente pesanti, vuoi le donne che fanno assistenza in un autosufficienti, vuoi gli addetti alle pulizie, i facchini, chi addetti a spostamento merci, chi lavora all'amianto, quindi anche più pesanti, che turni per cui notturni, si trovano anche in ulteriore difficoltà a continuare a lavorare. Questa normativa riprende 2 aspetti anche sui lavori pesanti. Ci sono i lavori usuranti, che è un decreto ministeriale del 99, e i lavori particolarmente gravosi o pesanti. Sono 2 normative diverse che si incrociano in questa normativa pensionistica. Ecco, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Chi parla?
Sono Fiorella Casagrande di Nervesa della Battaglia. Buongiorno signora. Buongiorno. Prego, cosa voleva chiedere? Io ho 66 anni compiuti e sto versando i contributi volontari per arrivare ai 20 al minimo pensionistico. Volevo sapere quando andrei in pensione, a 67? Quanto manca a fare i 20 però? Sì, quando è che raggiungerà? Perché abbiamo capito, se ha 66 anni quest'anno, l'anno prossimo ne ha 67. E attualmente 67. Quanti contributi? 67. I contributi mi manca un anno di versamenti. Allora, Quando raggiungerà il requisito dei versamenti, signora potrà accedere alla pensione il mese successivo. Sì. Io volevo chiedere anche un'altra cosa. Ho cominciato a lavorare a 17 anni, 16 anni. È utile qualcosa? È cambiato qualcosa? Non lo so. No, non cambia niente su questo aspetto qua, signora, purtroppo. Bisognerebbe... lei ha detto che ha 66 anni quest'anno. Sì, infatti. Sì, purtroppo non cambia niente su questo aspetto. Le maternità vanno incluse o no? Le maternità sono in periodo di rapporto di lavoro o extra lavoro, signora? Una e una. Una. Allora, la maternità in rapporto di lavoro dovrebbe essere già accreditata nel conto suo assicurativo. Per quanto riguarda la maternità extra lavoro, lei sa che ha l'accredito gratuito dei 5 mesi di maternità obbligatoria e volendo maturare il requisito, avendo la necessità di maturare il requisito assicurativo prima, i 6 mesi di maternità facoltativa sono riscattabili, sono a pagamento. Ho capito. Però 5 mesi io avrei diritto? I 5 mesi sì, signora. Se ha 5 anni di lavoro dipendente sono accreditati gratuitamente. Non so se arrivo a 5 anni. Dopo perché ha lavoro autonomo, la signora? La commerciante. Ah, ho capito. Per avere l'accredito della maternità extra lavoro è necessario avere il requisito assicurativo di almeno 5 anni di lavoro dipendente. Quindi la signora non rientra in questo caso. Se ha tutto come commerciante o non ha le 260 settimane di lavoro dipendente, non rientra. Non può avere l'accredito, insomma. Comunque l'anno prossimo può andare, se l'anno prossimo può comunque andare in pensione se le Sì. manca un anno al raggiungimento dei 20 anni, giusto? Allora si va a 67 e a 67 compiuti o a 68? Allora signora, lei quando è che compierà i 67 anni? In che mese? Ottobre dell'anno prossimo. Ottobre. Lei a ottobre perfeziona il requisito dell'età. I 20 anni quando li matura? A ottobre. E allora 1° novembre. Ah, subito dopo? Eh sì, il mese successivo. Stringa i denti, signora. Stringa i denti, signora. ancora un anno signora e poi finalmente riuscirà ad andare. Sì, vabbè, è una minima, ma insomma dai. Però... Viviamo anche con quella. La saluto e vi ringrazio. Grazie signora, grazie, continui È naturalmente una minima, a però tra averla e non averla vale il doppio, dicono. Sì. Beh certo, naturalmente. Perché se non hai niente è complicata, se arrivano 516 euro, se fossero di più sarebbe meglio, ma da niente pensione... a 516, poi la signora avrà anche la 14ª. Sì, sicuramente. Ecco, avevamo ricevuto anche delle richieste, penso sia, abbiamo un'altra telefonata, no, era sempre la signora di prima, di chiarimenti circa le pensioni anticipate a 56 e 61 anni. 56 per le donne, credo, e 61 per gli uomini. Ah, ok, no, ho capito cosa. Di cosa si tratta, bene, perché c'è scritto qualche telespettatore. Si tratta di vecchiaia anticipata. Praticamente la norma prevede che una persona che ha un'invalidità civile si auspica, ovvero non è che si auspica, dovrebbe essere non rivedibile, ok? Ha la possibilità di uscita con un'età anticipata rispetto alla vecchiaia normale. Allora, questa norma non è stata, diciamo, intaccata o modificata dalla riforma Fornero, pertanto l'uscita pensionistica come vecchiaia è 5 anni prima rispetto a quello che era il vecchio requisito per la pensione di vecchiaia, ovvero le donne uscivano a 60 anni di età, con la vecchiaia anticipata escono a 55, gli uomini uscivano a 65 anni di età, con la vecchiaia anticipata hanno l'uscita a 60 anni. A questa diciamo, normativa sono stati aggiunti, a questo requisito è stato aggiunti 3 mesi di requisito anagrafico, perciò 55 e 3 mesi, e un anno di finestra, o 60 e 3 mesi più un anno di finestra. Il requisito sono i 20 anni di contributi.
E quindi in questo caso diciamo chi si trova... È riservata ai lavoratori dipendenti, cioè i lavoratori autonomi non possono avere accesso. Ah, quindi solo ai lavoratori dipendenti. Ovvero, se uno ha una posizione assicurativa mista, ha 20 anni di lavoro dipendente e 2-3 anni di lavoro autonomo, o anche 10 anni di lavoro autonomo, sa che la può utilizzare, ma avrà una pensione liquidata solo col lavoro dipendente. Quindi con i 20 anni? Con i 20 anni, sì. Benissimo, allora, pubblicità, ci rivediamo tra poco. Ore 13, rieccoci in diretta con la CGIL Risponde, stiamo parlando di pensioni, naturalmente continuate a telefonarci con le vostre domande. Volevo chiudere però, Barbiero, con una riflessione che lei stava facendo proprio durante la pubblicità relativamente a queste pensioni di cui parlavamo prima, di vecchiaia anticipata. Sì, perché c'è un aspetto anche, diciamo, di sussidiarietà sociale, di solidarietà vera, solidarietà. L'esempio che ha fatto poco fa la Lucia riguarda persone che hanno situazioni fisiche complicate e devastanti, sono malati oncologici, cioè persone che effettivamente non riescono a rientrare nel mondo del lavoro e rischiano di essere a totale carico della famiglia e dei figli, quindi questa formula anticipata non è stata toccata e lo abbiamo chiesto anche noi proprio perché è una forma di sussidiarietà vera, ma anche per esempio l'Ape Social che termina quest'anno, la stessa opzione donna che dà la scelta alle donne di poter accedere con 35 anni di contributi rispetto a carriere complicate che hanno, deve rimanere e trovare una forma strutturale. Nel senso che per chi lavora, se magari serve fare 6 mesi in più, so che non piace a nessuno, però da questo punto di vista quello che ha la possibilità di lavorare ha la fortuna di non avere i problemi che dicevo prima, cioè di essere malato oncologico, terminale o di aver versato i contributi e aver perso il lavoro a 63 anni e non trovarlo più. Cioè, questi sono gli interventi veri che dovrebbero essere fatti anche alla riforma Fornero. Tra l'altro sono tutti interventi che noi come sindacato dei pensionati unitariamente, ma anche assieme a CGIL e CISL, abbiamo posto al governo di prima, quello di adesso, vediamo quanto ci ascoltano e comunque per farci ascoltare abbiamo già programmato una grande manifestazione a Roma il 16 di novembre e noi faremo delle iniziative e delle assemblee in tutto il territorio. Questa mattina mi sono trovato con i colleghi di CISL e UIL e abbiamo deciso un attivo dei delegati che faremo l'8 di novembre a Treviso e metteremo insieme 500 persone proprio perché bisogna che sulla previdenza si faccia una cultura vera sul sistema e si esca dagli slogan che stiamo sentendo in questi giorni. Cioè io ieri sera sentivo i due Mattei che sono in gara per fare prossimo Presidente del Consiglio e di concreto ho sentito poco, si faceva le battute su quello che ha fatto uno, su quello che ha fatto l'altro. Io credo che gli italiani si meritano ben altro. Ecco, allora abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ospiti, sono Anna di Castelfranco. Niente, ho visto prima che parlavate di invalidi. Allora, mio marito ha 55 anni, 38 anni di contributi, ha una invalidità dell'80%, adesso è in ASPI perché ha fatto tutta la malattia, praticamente l'hanno licenziato per il comporto di malattia. Adesso è in ASPI, lui vorrebbe anche trovare qualcosa da lavorare perché la pensione non ce la danno, ce l'hanno respinta quella anticipata, abbiamo fatto richiesta, non ce la danno, respinta, praticamente gli hanno detto che deve andare a lavorare con l'80% di invalidità. Il problema è questo però che io volevo un po' porvi anche alla vostra attenzione. Allora, l'ufficio dell'impiego che la signora prima diceva di sollecitare, quando ti vedono più di 2 volte ti rispondono male. Tutte le agenzie interinali, signora, sì, ma proprio non ti guardano, ti rispondono male, chi fanno, risponde male che ha un lavoro pubblico la deve smettere perché è un lavoro pubblico è più fortunato di altri ed è là per risolvere i problemi di chi sta peggio, non deve rispondere male. Ma io la capisco, cioè nel senso che però bisognerebbe andarle a dire alle persone che stanno lavorando all'ufficio dell'impiego. Nelle agenzie interinali quando vedono che sei invalido non prendono neanche il curriculum e la stessa cosa nelle grosse aziende. Quando vedono che hai un curriculum con
l'invalidità, ti dicono che non hanno bisogno, cioè è una cosa vergognosa. Sono d'accordo. Vergognosa. Io signora però le faccio una domanda. Il suo marito, dopo la respinta della pensione di vecchiaia anticipata, ha sentito un medico legale, cioè il patronato che l'ha seguito? Abbiamo speso 12 quattrini per fare una visita al medico legale perché ci avevano consigliato, però anche quella è andata male. Cioè, il medico legale ha detto che non ci sono gli estremi, signora? No, lui ha detto che uno compreso come mio marito, che praticamente ha problemi di colonna vertebrale e ha una malattia alle ossa delle gambe, per cui non sta in piedi più di 3-4 ore, e lui dice: ma dove vogliono andarti a mandare a lavorare? Cioè, ma neanche star seduto, perché non può star seduto più di 2 ore, non può stare in piedi più di 2 ore, dove va a trovare un posto di lavoro così? Ma allora, signora, mi scusi, perché di solito funziona così, almeno. Allora, si fa la domanda. La domanda prevede un requisito amministrativo e sanitario. Se parliamo di requisito amministrativo, allora è una cosa di patronato. Se parliamo di requisito sanitario, c'è il medico legale. Il medico legale visita la persona, fa una valutazione, e il medico legale, se stabilisce che effettivamente la persona non può andare a lavorare, dovrebbe fare il ricorso. Sì, l'abbiamo fatto 2 volte. 2 volte, ma l'INPS non dopo del ricorso, signora, c'è la causa. Allora, adesso siamo in causa, ma voglio dire, nel frattempo comunque mio marito è a casa. Un'altra cosa, signora, ma il medico legale non è che le ha consigliato, perché quando una persona sta male ci sono 2 tipi di pensione che una persona può attivare. Può attivare la pensione di vecchiaia anticipata, che prevede un requisito sanitario, cioè un'invalidità civile di almeno 80%, che è importante come invalidità. Però esiste anche l'assegno ordinario di invalidità, che prevede un requisito sanitario. Scusi, ma come faccio io a mandare avanti una famiglia con 2 bambini che vanno ancora a scuola con 200 euro, 280 no, signora, euro? Io non ho parlato di invalidità civile, io ho parlato dell'assegno ordinario di invalidità, che è una pensione da contributi, con i contributi che suo marito ha versato. Esatto, che prevede però, fatto la domanda. Prevede però un requisito sanitario, diciamo, come percentuale inferiore rispetto alla vecchiaia anticipata. Allora lì bisognerebbe capire se voi avete attivato una vecchiaia anticipata o un assegno ordinario di invalidità. No, della vecchiaia anticipata, e non riusciamo ad andarne fuori. Ma vecchiaia anticipata ha 55 anni suo marito? Sì, con 38 anni di contributi. Vecchiaia anticipata per un uomo sarebbero 60 anni. Infatti non entra, mi hanno detto che non entra. Allora faccia l'assegno ordinario di invalidità, signora. Ecco, allora signora, ovviamente il caso è molto specifico, quindi la invitiamo, lasci il numero di telefono, signora, che poi la contatteranno per analizzare di Castelfranco, la ringrazio. Il caso specifico. Grazie signora per averci seguito. Ovviamente le situazioni sono tantissime, molto variegate, è chiaro che non possiamo adesso in questa sede poi analizzare nello specifico, certo, no? Caso per caso, quindi l'invito alla signora è proprio quello di lasciare il numero. Poi diciamo che la signora ha già fatto 2 ricorsi, ma non bisogna lasciare nulla di intentato. Se la chiamiamo dopo facciamo una verifica, magari poi la prossima puntata diciamo anche se le cose sono andate a lieto fine. Magari si riesce in qualche maniera ad aiutare questa famiglia. Per ritornare al discorso di prima, le pensioni di vecchiaia nel sistema contributivo invece, Stefana Macchion, allora com'è la situazione in questo specifico? Sì, nel sistema contributivo, anzi, sistema contributivo significa che la persona ha contributi a partire dal 1996, quindi non ha iscrizione precedente. A partire da questa data la pensione sarà puramente contributiva, quindi contributivo puro su tutto l'arco lavorativo della esattamente. Quindi 96, 2006, cioè, quindi sono quelli che andranno in pensione tra un po' di anni? Sì, io. Quindi avremo la pensione calcolata sulla base dell'esclusiva contribuzione, quindi leggermente penalizzati rispetto alla retributiva o alla mista. E sottolineerei leggermente perché più che
anche leggermente, credo Esatto. sia qualcosa di più. Però ci sono alcuni vantaggi che magari non vengono considerati, cioè la possibilità di andare in pensione prima dell'età di vecchiaia classica dei 67 anni nel contributivo, per esempio 64 anni, se si ha uno stipendio sufficiente da produrre una pensione che sia 2,8 l'assegno sociale, quindi deve superare una soglia minima per l'accesso alla pensione, oppure si va con Quindi 2,8, però anni, siamo già su pensioni. Che è una Esatto. soglia troppo alta che noi stiamo chiedendo di cambiare, ed è una soglia introdotta dalla Fornero, è per questo che noi diciamo che non è stata abrogata la Fornero. Chi lo dice racconta bugie sapendolo di raccontare, ma il problema non è chi racconta le bugie, chi ci crede. Ecco, perché un assegno ovviamente di questa proporzione, soprattutto se calcoliamo che si tratta di lavoratori giovani che quindi magari alle volte hanno avuto anche dei buchi contributivi, degli stipendi, magari non Cioè ce se la per esempio fanno si abbassa la soglia dello 0,8 si dà la possibilità a molte più persone di andare in pensione a 64 anni e non, come si dice, a 70. Magari è chiaro che avrà una rendita più bassa, ma se uno per esempio è senza lavoro a 64 anni prende quella, se no deve aspettare i 70 senza avere né pensione né lavoro. Certo, allora abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo. Pronto, buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Mario da Roncade. Buongiorno Mario, prego. Sì, volevo chiedere un'informazione per i miei suoceri, diciamo, no? Io ho un suocero di 86 anni che purtroppo è in casa di riposo e naturalmente ha la residenza nella casa di riposo. Mia suocera adesso vive da sola e giustamente lei non ha mai versato marchette, non ha mai avuto, non ha nessuna pensione. Per caso ha diritto di qualcosa oppure no, diciamo, mia suocera? Visto che mio suocero ha la residenza in casa di riposo, mia suocera invece risiede in un appartamento in affitto. Però fa parte dello stesso nucleo familiare. No. La pensione sociale no, non so, reddito di cittadinanza. Ma fa parte dello stesso nucleo familiare, quindi cioè, facendo parte dello stesso nucleo è come due che fossero sposati, uno ha la residenza a Treviso e l'altra ce l'ha a Jesolo, come spesso succede, perché magari la seconda casa è esposta alla residenza per non pagare la Tasi seconda casa, ma il reddito si cumula sempre. Ah, ho capito, mi sono a 800 euro di pensione, diciamo. Ma avrà anche il suocero, se è in casa di riposo, avrà anche l'accompagnatoria, presumo? Sì, all'accompagnatoria anche la quota della regione, diciamo. Certo, cioè all'impegnativa, quindi a un'impegnativa pagherà una retta attorno ai 50 euro e non 80-90, perché l'altra parte la mette la regione. Più chiaramente capisco perfettamente che se ha una pensione bassa e metti anche l'accompagnatoria va via tutto con la retta, non resta più niente. È così. Ma comunque mia suocera non ha diritto a niente. Bisognerebbe provare a vedere se ha diritto a una pensione sociale. Ah, ho capito, allora mi rivolgo qua alla Camera di Roncade. Perché va a Roncade da Ermanno e bisognerebbe provare a vedere se la somma dei redditi, perché adesso non ricordo, perché mi pare che l'accompagnatoria non fa cumulo sul reddito, quindi bisogna vedere, perché se non supera una certa soglia può darsi che può prendere un pezzo di pensione sociale, magari però la prenda con le pinze, quindi non... Sì, è una questione bisogna guardare i conti. Limiti di reddito. Va bene, mi rivolgo a Ermanno allora. Sì. Ok. Vi ringrazio. Grazie a lei, allora continui a seguirci. Allora Stefania Macchino, ritorniamo al discorso della vecchiaia nel sistema contributivo. Sì, allora il requisito è di 20 anni, avevamo detto che se la pensione calcolata con il sistema contributivo raggiunge 2,8 si può uscire a 64, altrimenti a 67 con 1,5 l'assegno sociale. Altrimenti si può uscire con 5 anni soli di contribuzione, ma ad oggi a 70 anni, 71. Quindi 71. Poi ovviamente ci sarà l'aumento dell'aspettativa di vita con l'indicizzazione e quindi bisognerà adattarlo di volta in volta, di anno in anno all'indicizzazione, però c'è questa possibilità. Con 5 anni, soli tutta la vita che è la norma lavorativa. europea tra l'altro, perché Sì, l'Italia ha dovuto adattarsi a questa norma, cioè
tu versi 5 anni di contributi e a 70 anni avrai una pensione, chiaramente corrispondente al valore dei contributi versati. Se invece quei contributi superano 2 volte 8 il minimo, quindi quanto viene fuori? Sono 1.235 quello che è, oppure superano l'1.5, tu puoi andare o a 64 o a 67. Noi chiediamo che questi due criteri 1,8 e 1,5 vengano ridotti in modo che consenta a una platea più ampia di andare in pensione. Tra l'altro questo non genera neanche un costo aggiuntivo, perché chiaramente ci sono pensioni più basse. Ovviamente, essendo contributivo, uno prende quello che ha versato. Esattamente. Allora, ancora un attimo di pubblicità, a tra poco, restate con noi. Sempre. Di che cosa che c'è gestione? Eccoci di nuovo in diretta, ore 13 la CGIL risponde. Volevamo in questi 10 minuti ancora che mancano alla chiusura della trasmissione focalizzare l'attenzione anche su un altro tema che sicuramente è molto sentito soprattutto dai lavoratori cosiddetti precari spesso, no? O comunque chi ha avuto o lavoratori autonomi, ed è il computo della gestione separata. Lucia Celi, di che cosa si tratta? È una vecchia norma ma poco conosciuta. Questa normativa prevede che gli assicurati che hanno meno di 18 anni di contributi a 95 e devono avere almeno 5 anni di contributi da 96 in poi, possono scegliere se hanno versamenti nell'assicurazione generale obbligatoria e in gestione separata, che tutti i contributi vengano utilizzati in gestione separata. La gestione separata qual è? Adesso arrivo. Gestione separata è quella che veniva conosciuta come l'ex 10%. È una forma, un fondo presso l'INPS che si chiama separato non per niente, ha questo nome, cioè è un fondo a sé, al quale molti lavoratori autonomi in particolare hanno aderito, perché nel 96, quando è stato creato, si pagava il 10%. E allora molti lavoratori autonomi, anche consigliati magari dai propri commercialisti, hanno fatto il passaggio dall'attività di lavoro autonomo alla gestione separata, per poi trovarsi che non si poteva accedere alla pensione se non avendo una forte penalizzazione, ovvero con la totalizzazione. È entrata in vigore una nuova normativa che si chiama cumulo, che risolve questo, però diciamo anche che con determinati requisiti, ovvero come ho detto prima, meno di 18 anni di contributi a 31/12 del 95, 5 anni di contributi dopo il 96, una persona può chiedere il cosiddetto computo in gestione separata. E dove sta il vantaggio? Che se raggiunge i 2,8 l'assegno sociale, ovvero 1.235, adesso non mi ricordo con precisione, può uscire anziché a 67 anni, può uscire a 64 anni. Ed è una normativa che è poco conosciuta, ecco. Questo era, magari mi faceva piacere. Sì, no, beh, è importante, perché ovviamente chi ha questo tipo di gestione è bene, insomma, che si vada a informare, si faccia fare i conteggi, perché insomma risparmiare 3 anni, più di 3 anni non è poco. Indifferente. Allora, abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Angela. Buongiorno Angela. Niente, cortesemente, io avrei bisogno di un consiglio dal sindacato. Prego. Un consiglio vero e proprio. Io a marzo compio 62 anni, cioè arrivo a 31 anni di contributi, però essendo che c'è una certa età sono 6 anni che non c'è lavoro, che non trovo lavoro, quindi io con i miei contributi mi rimetto lì e aspetto quando Dio scende a terra che dice tu puoi fare qualcosa. Io chiedo a voi cosa potrei fare per la mia situazione, visto che vado al centro per l'impiego, mi ha dato un assegno per il lavoro di circa 6.000 euro da portarlo in un'agenzia, l'ho portata, sto perdendo le ore in questa agenzia, dove cosa fanno? Mi chiedono quante le volte vado, 2 o 3 ore. Allora signora, aspetta un attimo, perché abbiamo capito il caso esattamente. Allora lei ha detto ha 61 anni di età già compiuti? Sì, 61 già compiuti. E quanti di contributi? 31. Ci vorrebbe Cosa può fare la signora? Ci vorrebbe quello che dicevo prima,
la proroga dell'APE sociale, o meglio, la stabilizzazione dell'APE sociale, che è quello che noi chiediamo, perché la signora a questo punto, quando compirà i 63 anni, ha già i 30 anni di contributi e può andare in pensione. Ma se non c'è la... Se non c'è deve aspettare i 67 anni, la vecchiaia. Perché, per dire un'altra cosa che non abbiamo detto, un altro argomento di cui si parla molto e lo riepilogo in pochi minuti è il regime speciale donne. Il regime speciale donne è stato riaperto dal governo precedente, però è stato riaperto per chi raggiunge il requisito entro il 2018, ovvero 58 anni di età e 35 contributi di effettivo lavoro, o 59 anni di età e 35 contributi di effettivo lavoro se si hanno contributi da lavoro autonomo. A questo requisito poi è agganciata una finestra che può essere di 12 o 18 mesi. Purtroppo la signora non ha i 35 anni di contributi, però potrebbe essere un obiettivo. Se il regime speciale donne diventasse strutturale, allora potrebbe essere interessante, potrebbe rivelarsi vantaggioso magari versare quegli anni di contributi che mancano, cioè, perché con la contribuzione volontaria, quello che si diceva primo telespettatore. L'opportunità più semplice che potrebbe avere la persona è rendere strutturale l'APE social, perché l'APE social prevede 30 anni di contributi e ce li ha, e 63 anni. Se poi al posto di 63 la mettiamo a 62 come quota 100, perché non si capisce perché si sia fatta anche questa differenza di un anno, proprio per capire, e anche questa, se i soldi in più si spostassero sull'APE social come chiedevano noi, sarebbe una misura di sussidiarietà vera per le persone che hanno bisogno. I soldi in più risparmiati dal fatto che le previsioni 100, di quota 100 sono state inferiori. Li dai a chi non ha lavoro e ha comunque 30 anni di contributi e non troverà lavoro, perché la signora il lavoro non lo troverà. Ma nessuno me lo dà. Non ho capito. Capito? Io presso questa agenzia dove ho portato questo assegno per il lavoro del centro per l'impiego. Questi sono i problemi. Ho detto, non mi danno nulla, non mi fanno nessuna proposta di lavoro, qualsiasi esso sia. Io non ho chiesto il mondo, ma non esiste, non esiste. Ecco, grazie signora, grazie per averci telefonato e per aver sottolineato proprio quello che si diceva fin dall'inizio della trasmissione, no Barbiero, di queste incongruenze e soprattutto di questo problema che alla fine le persone che purtroppo sono in situazioni... Se posso fare una considerazione, in questi giorni sono stato chiamati da molti giornalisti e trasmissioni televisive perché volevano che trovassi uno che l'anno prossimo avrebbe potuto andare in pensione con quota 100, e siccome si sta discutendo tanto di quota 100 che magari venisse a lamentarsi in televisione, quando invece credo che le persone che dobbiamo portare in televisione a lamentarsi sono proprio queste, e i politici invece di fare scelte sbagliate devono ascoltare questi, perché sono i problemi reali, perché la differenza tra chi lavora e può continuare a lavorare e chi non ce l'ha non è una cosa da poco. E se la coperta è corta e dobbiamo decidere chi mettere la coperta, come fa San Martino, che tra poco siamo a San Martino, glielo dobbiamo dare a questa signora qua, non a un'altra che ha il lavoro e nessuno la manda a casa. Poi è fatica a lavorare, ci vorrebbe andare in pensione prima, vorremmo tutti prendere pensioni come le prendono i parlamentari, tutto vero, ma sono cose che stanno nella fantasia e non nella oggettività vera di una competitività di un paese. Come leggevo prima qua, mostravo, noi alla fine... abbiamo di fronte un governo che sta tentando di accontentare tutti, con il rischio di non accontentare nessuno, perché fa una manovra finanziaria di 30 miliardi, di cui 23 sono già ipotecati. Allora, quota 100, APE social, aumento della 14esima, aumento della perequazione, modalità diverse per calcolare la pensione ai giovani che stiamo chiedendo noi, hanno un costo, e questo costo, se lo condividono, lo mettono dentro una nuova legge, è un costo strutturale, cioè lo devo tirare fuori tutti gli anni. Se tu non aumenti l'IVA, a questo punto i 23 miliardi li devi tirare fuori ogni anno, e se non vuoi aumentare l'IVA devi trovare coperture strutturali per spese che escono tutti gli anni, cioè tu non puoi aumentare le spese correnti e pagarle con una tantum, perché ogni anno devi trovare la una tantum. Questo è quello che bisogna fare, e bisognerebbe che ci fosse un governo che avesse la capacità di spiegarlo bene agli italiani. E non compete al sindacato fare questa cosa qua, perché il nostro mestiere è quello di indicare soluzioni che sono compatibili, di protestare per ottenerle, soluzioni che abbiano il criterio della solidarietà e della sussidiarietà,
I governanti, come dicevo prima, quelli che ieri sera si sono sfidati a porta, avrebbero dovuto dedicare 75 minuti a spiegare al Paese come risolvere questi problemi, non a dirsene tra di loro chi aveva bevuto più mojito o chi, come si dice, aveva fatto più fatture false, che non andiamo da nessuna parte, e io penso che questa cosa qua sia devastante per il futuro del nostro Paese. Ecco, allora grazie Barbiero per questa conclusione che comunque diciamo... E comunque il 16 noi andiamo a Roma a protestare perché vogliamo che questo governo faccia le cose con equità. Chiamateci che stiamo organizzando per andare unitariamente a far sì che Conte e compagni insomma, ascoltino anche le proposte del sindacato, perché se le avessero ascoltate anche i governi precedenti noi non ci troveremo in queste situazioni che sono situazioni che hanno generato poca equità, tanta differenza tra soggetti e alla fine chi sta peggio continua a star peggio e tutto sommato quello che pensa di star meglio non ha risolto i suoi problemi. Grazie allora, grazie a voi telespettatori per averci seguito, grazie a Paolino Barbiero, a Lucia Celi e a Stefania Macchion della CGIL di Treviso. Ore 13 torna come sempre domani. A tutti un buon pomeriggio.